Dopo la faccio rintervenire con Frigato. Tra l'altro lei ha lavorato per la Banca Mondiale, adesso è docente a Ca' Foscari e le chiedo proprio un flash perché dopo riaffronteremo la questione. Spesso, lei può immaginarlo, soprattutto a noi giornalisti, a noi che facciamo questo lavoro, viene chiesto: ma lei che conosce esperti di economia, dove li dobbiamo mettere i nostri soldi? Sono queste le domande che fanno soprattutto i piccoli risparmiatori, cioè quelli che in realtà hanno speso una vita a mettere via qualche soldino, si ritrovano con poco e dicono: adesso sono a rischio i nostri soldi oppure no? Vogliamo tranquillizzare le persone che ci stanno seguendo da casa? Ma non posso dire qualcosa di disonesto per tranquillizzare. Io da 2 anni che dico di non tenere i soldi nei titoli di Stato italiano, quindi lo dico agli amici, quindi posso anche dirlo ai telespettatori, non penso di causare il default. Io lo faccio anche per principio, perché non credo che questo Stato così come vada finanziato. Non credo che pagheranno le pensioni, quindi per quello anche Veneto Stato perché appunto per garantire delle pensioni perlomeno ai pensionati e ai lavoratori veneti. Io a chi mi chiama e mi chiede un consiglio gli spiego che siamo nell'Unione Europea e c'è il libero scambio anche di capitale, quindi per mettersi a riparo da patrimoniali o altre cose possono benissimo metterlo in un conto in Austria, che è l'equivalente di metterlo in un conto in Lombardia. Non si tratta di evadere o eludere il fisco, si può fare un transfer tranquillamente. Non credo che, anzi non è il problema delle banche venete italiane che sono messe a posto, però magari c'è un rischio paese, c'è un rischio patrimoniale, perché lo Stato italiano ha fatto delle patrimoniali non tanto tempo fa, l'ha fatto nel 98 con Prodi, l'ha fatto nel 92 con Amato, quindi questo rischio è vero, bisogna dirlo, bisogna rassicurare, dire no, tenete lì, c'è magari una piccola percentuale, però c'è, e averlo in un conto in Austria ti mette a riparo di quello, è comunque gli stessi servizi, puoi mettere lo stesso tipo di investimento. Bene, dobbiamo andare in pubblicità, poi volevo chiedere agli altri ospiti se questo ragionamento è un po' rischioso. Mi pare il ragionamento che è proprio tremendo. È un po' rischioso. Questa è la crisi. Sì. Questa è la crisi. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Proprio prima della pubblicità.